Con il primo cittadino di Sorso, Fabrizio De Melas, occasione incredibilmente ghiotta quella di presentare le eccellenze del territorio con Occhialici di Stelle 2019. Beh, certo, siamo un territorio che si candida a diventare un'eccellenza non solo nel nord-ovest della Sardegna, ma in tutta la Sardegna da questo punto di vista. Sappiamo di avere un patrimonio enogastronomico e vitivinicolo da fare invidia, insomma, a chi che sia, e quindi abbiamo deciso già in partenza di scommettere su questo nostro patrimonio e continueremo a farlo da qui in avanti per tutto il mandato elettorale, anche perché dal punto di vista economico siamo consapevoli che in questo territorio le prospettive, al di là di questi sbocchi economici, non sono delle più rosee, e quindi su questo dobbiamo continuare a investire. Il famoso chilometro zero, no? Si lavora tanto su quella che è la crescita di quelle che poi sono anche in fin dei conti le tradizioni, perché si parla di enogastronomia e significa ritornare un pochino alle origini per molti versi. Peraltro questa è una di quelle zone della Sardegna dove per fortuna non si è perso il gusto anche di coltivare in proprio e quant'altro. Beh sì, la nostra è una comunità con una identità prettamente agricola da sempre, per cui insomma, purtroppo dal punto di vista insomma, dello sviluppo imprenditoriale ancora manca quello sviluppo diciamo, tale da permetterci di affacciarci sui mercati non solo nazionali ma anche internazionali come potremmo. Sappiamo bene che c'è stata una cesura da questo punto di vista nella nostra storia socioculturale ed economica, che è stata rappresentata dall'arrivo della grande industria petrolchimica, che ha un po' allontanato i nostri concittadini, diciamo, la nostra forza lavoro dalle campagne, intesa come luogo di reddito e come luogo di lavoro. Noi però scommettiamo più su questa identità, l'abbiamo fatto in campagna elettorale, durante tutta la nostra campagna elettorale, e ripeto, siamo consapevoli che le alternative non siano tante altre rispetto allo scommettere sul turismo, sulle nostre produzioni di eccellenza, sulla nostra identità, sul nostro patrimonio culturale, enogastronomico e vitivinicolo. Quindi da questo punto di vista non abbiamo insomma, alcun dubbio ad andare avanti in questa direzione. Colgo la palla al balzo per farle l'ultima domanda. Lei ha parlato di sviluppo sostenibile, questo è importante, soprattutto anche quello che è il discorso legato al turismo. Questa è una delle zone che ha una fascia costiera incredibilmente bella e tutta da valorizzare ancora. Come pensate come amministrazione di legare le due cose, nel senso ricettività allargata magari e perché no, anticipo di quelli che sono i tempi normali delle stagioni, quindi destagionalizzare un pochino. Beh, siamo ormai consapevoli che lungo la nostra fascia costiera interventi, come dire, di potenziamento dal punto di vista turistico ricettivo sono limitati, perché i vincoli paesaggistici, naturalistici non permettono di insomma, grande sviluppo da questo punto di vista. Tra l'altro non ci teniamo neanche particolarmente, perché il nostro obiettivo è quello di salvaguardare la fascia costiera negli anni, anche per le generazioni future. Da questo punto di vista l'unica soluzione è quella di tentare di creare un sistema dell'ospitalità diffusa senza soluzione di continuità tra la fascia costiera e il centro urbano, valorizzando soprattutto il centro storico, che in questo momento è la nostra risorsa inespressa, che ci consente e ci consentirà, secondo me, se opportunamente valorizzata, di portare anche il turismo all'interno del nostro centro urbano, creando quella base imponibile economica che permetta anche di creare nuove opportunità di lavoro per i nostri cittadini, per i nostri giovani, che purtroppo stanno sempre allontanandosi dal territorio.